Eder, Mac, Pallister. Montecatini, 11 giugno 2025. Le colline silenziose di Montecatini Alto non hanno dimenticato e il loro silenzio oggi è nuovamente spezzato da rumori di sirene, passi lenti sull'erba alta e lo stridere metallico degli escavatori. Le forze dell'ordine ancora una volta tornano nei luoghi dove l'orrore ha lasciato un'impronta profonda. 2 donne, 2 vite spezzate. Denisa Maria Adas, 30 anni, e Anna Maria Andrei, 27 anni, entrambe escort di origine romena. A confessare il duplice delitto è stato Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata, anche lui connazionale delle vittime. Un uomo dall'aspetto ordinario, una vita apparentemente regolare, che fino a pochi giorni fa abitava a Bizzarrino, una frazione tranquilla di Monsummano, insieme alla compagna e ai loro figli. Ora però, dietro quella facciata di normalità, si aprono squarci di ombre nere. Gli inquirenti non si accontentano della confessione e scavano letteralmente per andare a fondo. Non si fidano delle parole di un uomo che potrebbe aver confessato solo in parte, e forse non per senso di colpa, ma per convenienza o per depistaggio. E così parte un'operazione complessa a doppio binario che coinvolge il casolare di Montecatini Alto, luogo del ritrovamento dei 2 corpi, e l'abitazione dell'indagato, dove l'uomo ha vissuto fino al blitz dei carabinieri. Sul posto arrivano unità cinofile, carabinieri specializzati, i vigili del fuoco e perfino grossi escavatori, simbolo di quanto si stia cercando sotto la superficie, letteralmente e metaforicamente. Le operazioni si fanno metodiche e lente. Ogni zolla di terra potrebbe contenere un indizio, ogni centimetro potrebbe raccontare una verità taciuta. Il campo intorno al casolare è stato battuto palmo a palmo, in un crescendo di tensione e attesa. Lo stesso procuratore capo di Pistoia, Tommaso Coletta, ha presenziato alle attività, un segno evidente dell'attenzione altissima che la magistratura sta dedicando al caso. Nel frattempo, proseguono i rilievi anche a Bizzarrino, nella casa dove Vasile Frumuzache ha abitato fino a poco tempo fa. I carabinieri vogliono sapere, è tutto qui? O ci sono altri crimini sommersi, sepolti, nascosti, rimossi? In entrambi i luoghi si scava, letteralmente e investigativamente, alla ricerca di risposte a domande che cominciano a farsi inquietanti, perché l'ombra che si sta delineando è quella di un possibile serial killer. Un uomo che potrebbe non aver agito da solo e che potrebbe aver già colpito altre volte. I dubbi degli inquirenti sono forti. Denisa Maria Adas, stando alla confessione, sarebbe stata decapitata con un coltello. Ma la brutalità delle ferite lascia supporre che l'arma del delitto fosse in realtà un attrezzo ben più pesante, forse un'accetta. E a rendere tutto ancora più torbido è l'ipotesi sempre più solida, che Vasile non abbia agito da solo almeno in uno dei 2 omicidi. Si indaga con particolare attenzione sulla pista di un complice nell'uccisione di Denisa, mentre per Anna Maria Andrei si attendono nelle prossime ore i risultati dell'autopsia, prevista proprio per oggi, che potrebbe fornire ulteriori elementi cruciali per la ricostruzione della dinamica dell'omicidio. Nel frattempo, nuove ombre si allungano da lontano, da un altro luogo, da un altro tempo, la Sicilia del 2013. Un nome che torna come un eco dal passato, Uwaida Bose, nota anche con il nome di battaglia Jennifer, prostituta nigeriana strangolata e abbandonata il 23 dicembre di 12 anni fa dietro un chiosco di fiori nei pressi del cimitero di Custonaci, nel Trapanese. All'epoca fu un caso che scosse la comunità locale, ma che finì per sbiadire nel tempo. Un'indagine partita con un colpevole, Alessandro Bulgarella, lavapiatti di Valderice, che fu però assolto con formula piena in via definitiva dalla Corte di Cassazione. Non aveva ucciso lui. E da allora il vero assassino di Uwaida è rimasto nell'ombra. Ma ora quella stessa ombra potrebbe avere un nome: Vasile Frumuzache. L'uomo, che oggi è in carcere con l'accusa di aver ucciso le 2 escort in Toscana, ha vissuto proprio a Napola, una frazione di Erice, dal 2008 al 2022. Anni in cui il suo nome non aveva ancora fatto capolino nelle cronache, ma durante i quali avrebbe potuto colpire altre volte. Ora le indagini si estendono anche in Sicilia, coordinate dalla Procura di Prato in sinergia con le autorità locali, per ricostruire tutti i suoi movimenti e le frequentazioni nel Trapanese. E la storia di Uwaida torna a galla. Una donna che conduceva una doppia vita per necessità.
di giorno parrucchiera a Palermo, nella zona del Policlinico, di notte prostituta a Trapani, nei pressi dell'autostazione. Una madre, una compagna, una donna invisibile per molti come troppe. Quando fu trovata senza documenti, nessuno seppe chi fosse. Solo la denuncia del compagno ne rivelò l'identità e il dramma. Ora la possibilità che il suo assassino sia lo stesso che ha ucciso Denisa e Anna Maria apre scenari inquietanti. Potrebbe trattarsi del tassello mancante di un puzzle criminale che attraversa l'Italia da nord a sud, rimasto irrisolto per anni e che oggi sembra prendere forma sotto gli occhi increduli degli investigatori. E se le autorità stanno facendo il loro corso, c'è anche chi aveva intuito questo collegamento in anticipo. Il canale Eder McPallister, già nei giorni scorsi, aveva avanzato pubblicamente l'ipotesi di un nesso tra il killer delle due escort romene e il cold case siciliano. Un'anticipazione che, se confermata, rappresenterebbe un'eccezionale intuizione investigativa, arrivata prima di ogni comunicazione ufficiale. Un colpo giornalistico che rischia di bruciare sul tempo anche gli apparati investigativi e che potrebbe dare nuova linfa all'informazione d'inchiesta, quella che non si ferma davanti al silenzio. Intanto, mentre si attendono i primi risultati degli scavi, delle autopsie e dei rilievi tecnici, l'Italia si interroga: quanti segreti ancora nasconde la terra? E soprattutto, quanti volti ha avuto finora Vasile Frumuzache e quante maschere ha indossato prima di diventare l'assassino confesso? Quella che sembrava una tragica ma isolata vicenda di cronaca nera potrebbe rivelarsi ben presto come uno dei più agghiaccianti casi di serial killing degli ultimi decenni. E stavolta non si potrà più chiudere gli occhi. Omicidio Alice Neri, chiesti 30 anni per Mohamed Galul, ma il marito della vittima si ritira dal processo. In Groia non c'è ancora una verità piena. 30 anni di reclusione. È questa la pena invocata dalla pubblica accusa nei confronti di Mohamed Galul, il trentenne tunisino accusato dell'omicidio di Alice Neri, la giovane madre di Ravarino uccisa nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022. Una vicenda dai contorni ancora oscuri, segnata da interrogativi irrisolti e da una dolorosa attesa di verità che continua a tormentare i familiari della vittima, in particolare il marito, Nicolas Negrini. Il cadavere di Alice fu rinvenuto all'alba del 18 novembre 2022, nascosto nel bagagliaio della sua Fiat 500, completamente bruciata, in una zona di campagna isolata a Fossa di Concordia, in provincia di Modena. Il corpo era carbonizzato, ma gli accertamenti medico-legali evidenziarono subito che non era stato il fuoco a causarne la morte. La donna era stata aggredita e colpita più volte prima che qualcuno tentasse di cancellare ogni traccia dandola alle fiamme. Da quel momento è cominciata una lunga indagine, sfociata nell'arresto e poi nel rinvio a giudizio di Galul, conosciuto dalla vittima, ma che si è sempre professato innocente. Il processo a suo carico si sta celebrando davanti alla Corte d'Assise di Modena, presieduta dalla dottoressa Esther Russo. Galul è imputato di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere, ma fin dal primo interrogatorio ha respinto con decisione ogni accusa, sostenendo di non avere avuto alcun ruolo nei tragici eventi di quella notte. Secondo la sua versione sarebbe stato solo un conoscente di Alice, non coinvolto né direttamente né indirettamente nell'omicidio. Nella mattinata di oggi i pubblici ministeri Claudia Natalini e Giuseppe Amara hanno concluso la loro requisitoria, ricostruendo nei minimi dettagli la tesi accusatoria. Per la procura l'imputato è colpevole di un delitto efferato commesso con brutalità e aggravato dal tentativo di distruggere il cadavere per rendere più difficile l'identificazione della vittima e degli indizi. Un delitto gravissimo, ha dichiarato la dottoressa Natalini, commesso con crudeltà, con più colpi inferti e un corpo dato alle fiamme. È una violenza che si è protratta anche dopo la morte. La richiesta finale dei PM è stata netta: 30 anni di carcere per Galul e l'espulsione dal territorio italiano al termine dell'eventuale pena. Ma se la requisitoria dell'accusa ha rafforzato il peso delle accuse, l'udienza ha subito una svolta clamorosa subito dopo, quando è intervenuto l'avvocato Antonio Ingroia, ex magistrato e oggi difensore di Nicolas Negrini, marito di Alice Neri. Ingroia ha annunciato a sorpresa la revoca della costituzione di parte civile, comunicando la decisione di non depositare alcuna conclusione scritta in favore della condanna dell'imputato.
Una presa di posizione destinata a far rumore, perché arriva da chi più di tutti avrebbe avuto interesse a vedere condannato un presunto colpevole. Nel suo intervento, l'avvocato Ingroia ha espresso dubbi profondi sull'intera impalcatura accusatoria. Nicolas Negrini non chiede una condanna qualsiasi, ma la verità. Una verità piena, non una verità parziale, ha dichiarato. Il legale ha poi sottolineato come uno degli elementi più critici di questo caso sia proprio la mancanza di un movente definito, perché Alice sarebbe stata uccisa e da chi. Secondo Ingroia, su questo fronte le indagini non avrebbero fatto chiarezza sufficiente. Il legale ha inoltre riportato all'attenzione della Corte un elemento che più volte è emerso nel dibattito pubblico: la figura del cosiddetto terzo uomo, un collega di lavoro di Alice Neri con cui, secondo alcune testimonianze, la vittima avrebbe avuto rapporti frequenti. Su di lui, secondo la difesa della parte civile, gli inquirenti avrebbero condotto indagini troppo superficiali, senza approfondire le sue effettive responsabilità o eventuali legami con il delitto. La figura di questo terzo uomo è stata accantonata troppo in fretta, ha affermato Ingroia, e ciò ha impedito di arrivare a un'ipotesi investigativa completa. Per questo motivo, in coscienza, noi non chiediamo la condanna dell'imputato, né un risarcimento. Chiediamo che la Corte trasmetta gli atti alla Procura affinché si possa riaprire il fascicolo e disporre ulteriori accertamenti. Con queste parole, Nicolas Negrini ha di fatto deciso di uscire dal processo, rinunciando al ruolo di parte civile. Una decisione sofferta, ma che, come ha voluto precisare il suo avvocato, nasce da un principio di onestà intellettuale e di rispetto per il ruolo della giustizia. Non ci sono ad oggi elementi sufficienti per ritenere l'imputato colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Nel frattempo, mentre si consuma questo scontro tra visioni opposte della verità processuale, la Corte d'Assise si prepara a entrare nella fase decisiva. Dovrà valutare con estrema attenzione i numerosi elementi raccolti nel corso dell'indagine e del dibattimento. Si tratta, in larga parte, di prove indiziarie che lasciano margini di interpretazione e che, proprio per questo, non sempre si prestano a conclusioni univoche. Molte zone d'ombra restano ancora da chiarire, dalla dinamica esatta dell'omicidio, al luogo in cui sarebbe avvenuto, fino al ruolo di altri eventuali soggetti coinvolti. In attesa della sentenza, avvenimento atteso nelle prossime settimane, la Corte ha già preso un provvedimento molto atteso dalla famiglia della vittima. Ha disposto il dissequestro della salma di Alice Neri. Dopo quasi 3 anni, i suoi cari potranno finalmente darle una degna sepoltura e un ultimo doloroso saluto. Un gesto che rappresenta, almeno sotto il profilo umano, un passo necessario verso la chiusura del lutto. Resta però la sensazione, amara e inquietante, che la verità su quanto accaduto nella notte tra il G7 e il 18 novembre 2022 sia ancora incompleta. Il processo a Mohamed Galul, lungi dal dissipare ogni dubbio, sembra aver sollevato nuovi interrogativi. E forse per davvero comprendere chi ha ucciso Alice Neri e perché, serviranno altri atti investigativi, altre testimonianze e forse anche un nuovo approccio. In fondo, come ha ricordato Ingroia nella sua arringa, la giustizia non è chiudere un fascicolo, è trovare la verità. E oggi quella verità ancora non c'è. Nel corso della puntata di ieri sera di Lombardia Nera, programma di approfondimento che va in onda ogni martedì su Tele Lombardia, è stato ospite Sebastiano Visintin, marito della compianta Liliana Resinovic. Liliana è la donna triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita, chiusa in 2 sacchi neri e in stato di parziale decomposizione, il 5 gennaio successivo nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. La sua morte è stata sin dall'inizio oggetto di forti controversie investigative e mediatiche. Da mesi ormai, Visintin è formalmente l'unico indagato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Durante l'intervista, Visintin ha ribadito per l'ennesima volta la propria totale estraneità ai fatti, dichiarandosi fiducioso che la verità emergerà, ma soprattutto determinato a dimostrare la propria innocenza. Io sono tranquillo. Per quanto riguarda la scomparsa di Liliana, non ho niente a che fare, anzi, non vedo l'ora di avere delle risposte, ha affermato con tono composto ma fermo, quasi a voler rimarcare che dopo oltre 3 anni il suo desiderio non è più solo difendersi dalle accuse, ma ottenere finalmente chiarezza. Negli ultimi tempi, l'opinione pubblica ha spesso ritratto Visintin come un uomo solo.
abbandonato da amici e conoscenti e schiacciato dal peso di un'accusa terribile. Eppure, durante la diretta, l'uomo ha voluto smentire questa immagine. Ho tutta la gente che comunque ha stima in me, mi è vicina, non crede assolutamente che io abbia a che fare con la morte di Liliana. Anzi, mi sono molto vicini. Un'affermazione che appare in netto contrasto con il crollo emotivo mostrato pochi mesi fa a Quarto Grado, quando, travolto dalla pressione mediatica e dalla comunicazione ufficiale della procura, ammise pubblicamente di aver pensato al suicidio. Ho pensato di farla finita, di buttarmi giù da un ponte, confessò allora, per poi aggiungere di aver cambiato idea, mosso dal desiderio di arrivare a scoprire la verità e riscattarsi agli occhi dell'opinione pubblica. Intanto, tra gli esperti che si sono alternati nei vari salotti televisivi per commentare il caso Resinovic, spicca ancora una volta il nome di Gabriella Marano, criminologa e volto ricorrente delle trasmissioni di cronaca nera. Ed è proprio qui che si impone una riflessione critica, se non apertamente polemica. La Marano, già protagonista di clamorosi scivoloni nel caso triestino, sembra oggi navigare a vista anche nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. In quell'inchiesta, che al pari di quella triestina è tutt'altro che risolta, la Marano appare convinta dell'attendibilità di una testimone, Manuela. La stessa che ha fornito una serie di dichiarazioni contraddittorie e non supportate da riscontri oggettivi. La criminologa la considera credibile, come se il fatto stesso di esporsi bastasse a rendere vera una testimonianza. Ma non è la prima volta che la Marano scambia impressioni per certezze. Nel caso Resinovic, infatti, ha commesso errori a dir poco clamorosi. In più di un'occasione ha sostenuto pubblicamente la possibilità che Sebastiano Visintin abbia incrociato Liliana tra le 8 e le 8:45 del mattino del 14 dicembre, come se ciò fosse coerente con gli atti dell'indagine. Una ricostruzione completamente smentita dai dati ufficiali, dai tabulati telefonici, dai video di sorveglianza e dalle testimonianze acquisite dalla procura. La Marano, nel formulare tale ipotesi, ha dimostrato non solo di non aver letto attentamente gli atti, cosa grave per chi si propone come esperto, ma anche di aver ignorato le evidenze investigative più basilari. È difficile non notare come, nei suoi interventi, la Marano prediliga suggestioni e congetture piuttosto che l'analisi rigorosa degli elementi. E così, anziché aiutare a comprendere meglio il quadro investigativo, finisce per offuscarlo con teorie alternative che si basano più su percezioni personali che su dati concreti. Il tutto con toni apodittici, come se le sue ipotesi avessero valore probatorio. A Trieste oggi la procura sta tentando di sciogliere uno dei più intricati nodi giudiziari degli ultimi anni. Dove è stata Liliana nelle 3 settimane intercorse tra la sua scomparsa e il ritrovamento? E soprattutto chi l'ha uccisa e chi ha eventualmente coperto il delitto. La dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata della perizia medico-legale, ha rilevato che ci sono elementi compatibili con una morte per asfissia, ma i margini di incertezza sono tutt'altro che chiusi. Anche per questo non è esclusa una nuova perizia medico-legale. Nel frattempo, la battaglia processuale è destinata a proseguire tra colpi di scena e verità ancora parziali. Ma se c'è una cosa chiara, è che ci si aspetta di più da chi si propone come esperto nei salotti televisivi. Rigore, responsabilità, studio approfondito degli atti. E non voli pindarici o deduzioni affrettate che, anziché contribuire a una maggiore comprensione dei fatti, finiscono solo per alimentare confusione e disinformazione. Dimenticavo, nel caso di Trieste la Marano non è solo un'opinionista, ma addirittura una consulente. Luis sta bene o Luis sta male? C'è chi dice una cosa, c'è chi ne dice un'altra, ma come dico da tempo la verità è che Luis benissimo non sta. Hai centrato il problema in pieno, cioè cosa vuoi dire? Non puoi mica dire che sta male, che non è lucido, però non sta bene, dai, su. Adesso lo sappiamo tutti. Io ci ho provato a dirgli tutte le motivazioni che mi sono venute in mente per incoraggiarlo a mangiare, ma lui, te l'ho detto tante volte e te lo dico ancora, è come se fosse andato con la sua testa in un posto dove nessuno lo può raggiungere. Le nostre parole non gli arrivano, secondo me. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.